Ho un ricordo di un ragazzo molto educato, sorridente, era riservato come carattere, ma quando, aveva confidenza, era una persona che ti faceva stare a proprio agio. Non trattiene le lacrime la signora Antonella, ancora incredula per la tragica morte di Alessio Nicolas Popa, 21 anni. Amica di famiglia, ha voluto stringere in un abbraccio mamma Gina, Marius e la sorella di Alessio. Loro non se la sentono di parlare, stretti in un dolore difficile da raccontare. Una tragedia è piombata a San Michele delle Badesse, frazione del comune di Borgoricco, in un giorno di festa. Era il tardo pomeriggio di ieri quando Alessio Nicolas è scivolato nelle gelide acque del Lastico. Stava passando la Pasquetta con gli amici in un posto incantato, il parco naturale della Pria, dove il torrente crea piscine naturali. La tragedia si è consumata in pochissimi istanti, quando Alessio è scivolato e ha battuto la testa senza riuscire più a tornare a galla. Immediati sono scattati i soccorsi. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Vicenza a individuarlo a 6 metri di profondità e a una cinquantina di metri da dove era caduto. Recuperato e portato a riva, nonostante un disperato tentativo di rianimazione, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi della famiglia che da Borgorico si era precipitata ad Arsiero. A loro anche il cordoglio del sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron, colpito da una tragedia che lascia sgomenti. Una località tristemente nota, la Pria, dove numerosi sono stati gli incidenti nelle giornate di festa. Lo scorso giugno le acque del Lastico erano costate la vita a un 28enne di origine polacca. Nel 2022 qui era morto anche un 31enne di Selvazzano Dentro. Finita la scuola aveva trovato subito un lavoro Alessio Nicolas Popa, un giovane che guardava con serenità al futuro. Dopo l'arrivo del nulla osta, i funerali saranno celebrati nella chiesa di San Michele delle Badesse. Era una consolazione per i genitori di quei ragazzi che tutti vorremmo avere. E adesso io spero che sia già su e che aiuti la famiglia.